Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, il notiziario di Chioggia Azzurra di oggi mercoledì 30 aprile. Grave incidente ieri pomeriggio poco prima delle 19 a Borgo San Giovanni, all'incrocio che ormai sta dimostrando una pericolosità come pochi altri tratti, quello tra via Granatieri di Sardegna con via Turati. Un uomo ultra novantenne, ci hanno riferito, in sella alla sua bici, stava proseguendo venendo da Chioggia, trovandosi all'altezza dell'incrocio al passaggio di una dune buggy che sembra lo abbia colpito in pieno. Cadendo, l'uomo ha colpito con la testa il selciato. Le sue condizioni si sono mostrate subito gravi e l'intervento dell'ambulanza e dell'automedica è stato lungo e complesso. Una volta che l'uomo è stato caricato sull'ambulanza, questa si è fermata per molti minuti, in attesa che l'intervento del personale medico riuscisse a stabilizzare le condizioni dell'infortunato. Infine l'ambulanza, con a bordo anche il medico, si è recata in velocità all'ospedale, dove ad attenderla c'era l'elisoccorso che ha caricato l'uomo non appena le sue condizioni fisiche lo hanno consentito. Nel frattempo, sul luogo dell'incidente era intervenuta una pattuglia dei carabinieri e il padre del ragazzo alla guida, un sedicenne, rimasto seduto in auto incapace di riprendersi. Siamo arrivati sul posto poco dopo che è giunta l'ambulanza, rendendoci conto che la luce del sole a quell'ora colpisce direttamente gli occhi di chi alla guida stia svoltando per via Turati. Si potrebbe quindi ipotizzare che il ragazzo alla guida sia stato accecato dal sole basso. E quindi potrebbe non aver proprio visto l'uomo che in quel momento stava attraversando l'incrocio. Ai carabinieri accertare le responsabilità dell'incidente. Ciò non toglie che a quell'incrocio di incidenti ne capitino con troppa frequenza, spesso per una questione di precedenze, e spesso ad essere colpite sono le biciclette. C'era uno specchio stradale per permettere una visuale più globale, ora non c'è più. In questo caso non avrebbe avuto alcuna utilità, ma in altre occasioni potrebbe rivelarsi utile e sarebbe forse il caso di ripristinarlo. Borgo San Giovanni è molto trafficata a tutte le ore, spesso i limiti non vengono rispettati nonostante la presenza delle scuole, non dalle bici, non dalle moto e dalle auto, ma neppure dai bus e dai mezzi pesanti. Negli anni la strada è stata teatro di incidenti gravi, anche mortali. Nonostante ciò la viabilità non ha subito essenziali modifiche se non la rotonda all'altezza del cavalcavia e il semaforo funzionante solo in concomitanza all'orario di ingresso e uscita dalle scuole o a chiamata. Con frequenza ci sono posti di blocco all'altezza del distributore, a un passo dall'incrocio in questione. Già questo spinge l'utenza della strada a rallentare e a mantenersi sotto il limite. Ma ho sentito parlare di questi topper che adesso sono in tendenza, ma cosa sono di preciso? Ecco Giorgia, questo è un topper in memory foam, memorizza la forma, torna un po' alla volta e ti farà un effetto proprio nuvola. Serve sia per ammorbidire un materasso all'interno, senti, prova a toccarlo, senti che morbidezza. Questa è la lente a memoria e senti il tessuto? Molto fresco anche, sì. È sempre il tessuto glacier che fa l'effetto fresco, istantaneo, dunque oltre a un effetto bello avvolgente il materasso risulterà molto morbido, non sentirai punti di contatto con il materasso perché sentirai questo effetto proprio avvolgente. Il memory foam serve proprio per ammorbidire il materasso e farti sentire a volte coccolata. Con il tessuto, questo qua che fa fresco, per l'estate è l'eccellenza. Fantastico, da provare.
È l'esponente di Fratelli d'Italia, Daniele Tiozzo Brasiola, a esporci la situazione che si è verificata ieri in centro città, in centro storico a Chioggia. Siamo stati messi a conoscenza da parte di alcune mamme di quanto successo oggi, ieri, in Corso del Popolo. Fortunatamente sembra che il bambino investito dalla bicicletta stia meglio, ma è sempre più evidente che la piazza sia un posto veramente pericoloso dove lasciar giocare i bambini. Auto e moto in transito ad ogni ora, oltre a bici che sfrecciano a tutta velocità, non lo rendono certamente un luogo dove le famiglie possono passeggiare in tutta tranquillità. Incidenti come questo sono ampiamente annunciati, speriamo non si attenda che accada qualcosa di più serio per valutazioni diverse. Il Corso del Popolo, lo abbiamo detto non troppi giorni fa, è diventato ingestibile. Tra auto che comunque entrano autorizzate da permessi ma a velocità troppo elevate, tra moto che dopo decenni sono tornate a transitare in piazza che fino a un anno fa era isola pedonale, e bici che, lo abbiamo visto, sfrecciano facendo slalom tra i pedoni. Ma non dimentichiamo i pedoni che a ZTL non attiva, quindi transito alle auto consentito, passeggiano in mezzo alla strada, creando ingombro al traffico e alla viabilità, un comportamento questo che non è consentito in nessuna strada al mondo tranne che in Corso del Popolo a Chioggia. Ma quello che è più grave è la mancanza di controllo. Lo abbiamo detto decine di volte, le biciclette a pedalata assistita superano abbondantemente il limite consentito, che da bici elettrica le trasforma in ciclomotori, con necessità di casco, assicurazione, targa e quanto altro. Eppure le bici elettriche continuano a sfrecciare in piazza come altrove, superando abbondantemente i limiti e mettendo a rischio la sicurezza delle persone, come è successo ieri quando il bambino è stato investito, colpito da una bici a velocità elevata. Il Corso del Popolo deve tornare ad essere vivibile per i pedoni, basta al lassismo che si è instaurato da quando il sindaco ha deciso che in piazza non esiste più l'isola pedonale. Le telecamere non consentono la lettura delle targhe delle moto. Bene, fino a quando il sindaco non ha consentito, autorizzato, liberato il corso al transito delle moto, non erano molti trasgressori, neppure nella mancanza di controlli. Il traffico anarchico delle bici deve essere messo sotto controllo, almeno in piazza, almeno nelle ore in cui chi passeggia dovrebbe farlo senza la paura di essere colpito in pieno e mandato in ambulanza a farsi un giro al pronto soccorso. Protecta, scelta sempre da più famiglie e imprese per proteggere la propria casa e la propria attività dai furti e per vivere con maggior serenità. Tecnologie avanzate, monitoraggio professionale ed esperti pronti a intervenire in qualsiasi momento. Solo 60 secondi dalla verifica dell'intrusione all'invio delle forze dell'ordine. Contatta Protecta per un consulto adatto alle tue esigenze. 800 778 779. Affidati a Protecta, sempre al tuo fianco. Ma perché i numeri erano chiari, durante il periodo invernale e autunnale i virus respiratori per i bambini, per i neonati erano molto presenti e anche andavano a interessare molto anche tutta la parte dei pronto soccorsi pediatrici, le pediatrie e quant'altro. Questo monoclonale era un monoclonale che aveva già manifestato evidenze di riuscita e i dati oggi parlano molto chiaro, quindi noi abbiamo voluto iniziare anche prima che ci fosse un riferimento nazionale, che ci fosse un finanziamento nazionale, perché abbiamo creduto molto in questa immunizzazione. La nuova campagna ci sarà comunque a prescindere dai fondi nazionali? Assolutamente sì, avevamo già previsto l'anno scorso 8 milioni con il bilancio regionale, siamo già in fase di oggi con Azienda Zero per la nuova gara per quanto riguarda appunto il monoclonale e vorremmo anche iniziare già non da novembre ma a ottobre se riusciamo con l'immunizzazione presso appunto i punti nascita, per poi coinvolgere però comunque come nel 2024 tutti i bambini nati durante l'anno 2025, anche quelli oltre la stagione invernale. Quindi non un vaccino ma un monoclonale, questo anche ha aiutato nella comunicazione alle famiglie.
Ma credo che abbia aiutato soprattutto il dialogo con i professionisti all'interno dei punti nascita, i professionisti i pediatri di libera scelta che ci hanno aiutato molto, i dipartimenti di prevenzione, insomma nel comunicare, nel far capire quanto fosse importante questa immunizzazione che protegge il bambino anche rispetto ad altre patologie che si possono presentare successivamente. Credo che il numero più eclatante sia quello dei ricoveri, da 1 migliaio di ricoveri nell'anno precedente a 260 ricoveri nell'anno 2024, insomma sono numeri molto molto importanti, come l'occupazione in terapia intensiva, un crollo dell'occupazione pediatrica in terapia intensiva dell'83%, insomma credo che sia un crollo importantissimo. La nuova campagna coinciderà con la nuova pediatria? Ah sì, questo è vero, visto che ci troviamo a Padova, è vero, la nuova campagna coinciderà sicuramente con l'apertura della nuova pediatria, insomma che è prevista sicuramente tra la fine dell'anno prossimo e l'inizio come operatività, poi chiaramente sappiamo che i lavori saranno finiti già per giugno di quest'anno. E i lavori, quantomeno insomma, quelli burocratici, vanno avanti anche per quanto riguarda il nuovo ospedale di Padova Est? Sta andando avanti tutto come da cronoprogramma, con quelli che sono appunto i provvedimenti previsti. Abbiamo anche, se avete visto, insomma, fatto 2 provvedimenti paralleli che sono quelli legati alla sicurezza idraulica e anche a quelli legati al passaggio poi della nuova fila, della nuova rete del tram per quanto riguarda qui a Padova, proprio per mettere insieme non solo quello che compete a noi, quindi la parte strutturale che compete all'azienda sanitaria, ma anche le interconnessioni che ci sono. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 €. In Consiglio Comunale l'altra sera è stata discussa l'interrogazione portata dalla consigliera Alessandra Penzo, obiettivo Chioggia, riguardante l'ortomercato. A suo tempo il sindaco aveva ribadito a più riprese che sarebbe stato pubblicato un bando. Nel frattempo l'amministratore unico di SST ha affermato che la stessa ha deciso di uscire dalla società, proposito che andava comunque formalizzato. La consigliera ha chiesto quindi al sindaco quali fossero le sue intenzioni, se avesse o meno intenzione di pubblicare il bando, al fine di affidare la gestione ai produttori agricoli. Ha sottolineato la consigliera che non è stata data all'ex presidente di Chioggia Ortomercato Giuseppe Palo neppure la possibilità di parlare. Il 37% di Chioggia Ortomercato è in mano a Oppo Veneto, azienda dichiarata in liquidazione coatta amministrativa il 6 giugno del 2023, favorevole alla liquidazione di Chioggia Ortomercato. A quanto detto in fase di consiglio già ieri, si sarebbe dovuta tenere una riunione interna per discutere il da farsi. Se si procederà con la liquidazione, ha affermato il sindaco, l'obiettivo sarà pubblicare un bando entro fine anno, finalizzato però all'affidamento della gestione della sola sala aste del mercato ortofrutticolo, escludendo quindi il resto del compendio di Brondolo. Se la maggioranza delle quote tenuta da SST e da Oppo Veneto sarà favorevole alla chiusura, si liquiderà Ortomercato e a partire da settembre si valuterà l'effettiva pubblicazione del bando. La consigliera ha ribadito che i soci privati non sono stati neppure menzionati in questa manovra, esclusi dal confronto. Per avere notizie concrete, ha affermato, si dovrà attendere qualche mese. Questo modo di operare lascia tutti in uno stato di incertezza, non solo il Consiglio ma anche la città. Supponiamo che non tutti accetteranno in silenzio le decisioni dell'amministrazione sulla messa in liquidazione di Chioggia Ortomercato. Ma cosa sta spingendo l'amministrazione in questa direzione? Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 30 aprile, è la farmacia al Duomo in Corso del Popolo a Chioggia. Vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo il sito chioggiaazzurra.it, canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News, il canale YouTube Chioggia Azzurra e la pagina Facebook Chioggia Azzurra.
Continuate a seguirci, lasciate un like e ciao a tutti.